Il centro ha cominciato a sorgere nel 1988. La prima visita del nostro venerabile è stata proprio a novembre 1988. Quindi nasce recentemente, in epoca recente. Quanti affiliati ci sono? Ha un 150 circa. Noi non facciamo proseliti, la nostra religione dice in un precetto che noi non possiamo fare proselitismo, semmai dobbiamo consigliare chi ha la sua religione di approfondirla. Questo centro lavora non solamente per la diffusione della cultura tibetana e del buddismo che fa parte della cultura, ma lavora anche in senso proprio umanitario. Io principalmente, per volontà del nostro guru, del nostro venerabile Khenpo, mi occupo dei bambini tibetani residenti in India nei campi profughi e faccio le adozioni a distanza. Fino al giorno d'oggi abbiamo coperto un fabbisogno di circa 3.000 persone. Poi ci occupiamo di progetti come pozzi artesiani, abbiamo fatto una strada, poi abbiamo fatto una scuola, adesso stiamo cercando di creare un ambulatorio medico in una zona del nord-est dell'India, in questo campo profughi, dove per oltre 50 km non esiste un medico. La nostra religione fa parte del buddismo Vajrayana, che è la scuola più alta, perché il buddismo ha diversi rami. Uno è il piccolo carro Theravada, che per lo più si trova diciamo nel sud dell'India, nell'isola di Sri Lanka. Poi ha preso piede questo tipo di buddismo in Thailandia, Birmania, Laos, mentre il buddismo Mahayana Vajrayana è entrato dal nord dell'India in Tibet nel 700 d.C. Un principe indiano che era un'emanazione di Buddha Sakyamuni, che si chiamava Padmasambhava, è entrato portando il buddismo, che parlava di che cosa? Di non violenza, di karma, che vuol dire l'effetto delle nostre azioni, e di rinascita o reincarnazione. All'epoca il popolo tibetano era un popolo di forti guerrieri. La religione che vigeva all'epoca era una religione animistica che si chiamava Bonpo, delle quali esiste ancora qualche traccia, ma sentendo parlare appunto di quello che ho detto, non violenza, karma e rinascita, eccetera, reincarnazione, hanno cambiato tanto che sono diventati, si può dire, un popolo di monaci. Ecco come può trasformare la gente una religione. Naturalmente noi diciamo che se è una vera religione, la religione deve portare all'individuo alla pace, all'equilibrio, a portare armonia e quindi vivere meglio interiormente. Ognuno di noi è un mondo e questo mondo deve avere queste caratteristiche per stare bene, e quindi se noi stiamo bene possiamo trasmettere il bene anche agli altri. Questo è il principio di una religione e noi condividiamo questa esperienza di religioni anche con le altre religioni. C'è un altro precetto che dice che noi non possiamo denigrare le altre religioni, perché se sono vere religioni hanno tre cose in comune: hanno amore, compassione e saggezza. Quando è diventata monaca lei? Io nel 1993. Qual è il rapporto a Trieste con tutte le altre religioni? Io direi che è una città fortunata in questo senso, perché il dialogo interreligioso è molto buono. Noi ci conosciamo tutti, facciamo parte di un'associazione che si chiama la Conferenza delle Religioni per la Pace del Mondo e collaboriamo tutti quanti insieme a beneficio della pace. Questo è merito di una persona che è il presidente di questa associazione, si chiama Claudio Caramia, e questo ci permette di conoscerci, di dialogare, di capire che l'altro in fondo
fa lo stesso lavoro, cioè tutti abbiamo questa funzione di cominciare qualche cosa per arrivare tutti a un unico punto, alla santità. Tutti lavoriamo per la pace e per trovare in noi le migliori qualità possibili da sviluppare insieme, e questa collaborazione porta a molta armonia, ci aiuta tanto. Ecco, anche è importante che si è capito alla fine, dialogando tra di noi, che tutti abbiamo le stesse caratteristiche, ci sono tante similitudini tra le religioni, e questo è molto bello. Insomma, fraternamente stiamo collaborando e lavorando. Trieste è città di frontiera, città aperta a tutto il mondo in questo senso. Sì, veramente. Appunto, essendo il porto qui, anche fin dai tempi molto più in là, abbiamo visto sempre questa caratteristica di persone di varie nazionalità che arrivavano qui, e quindi diffondendo le loro culture. Infatti abbiamo greci ortodossi, serbo ortodossi, adesso abbiamo anche rumeni, ci sono gli armeni, abbiamo di tutto proprio, un fiorire di religioni, di culture, e non ci si scontra tra di noi, semmai siamo contenti di conoscerci di più. Io mi ero interessata molti anni fa a tutte le religioni per aprire un centro interreligioso. In realtà io ho avuto la possibilità di conoscere i Bahai, e quindi abbiamo avuto un'amicizia veramente particolare, che tuttora godiamo di questa amicizia, ci vogliamo veramente bene, proprio fraternamente. E poi volevo dirvi anche, non solo con i Bahai ma anche con le altre religioni, cerchiamo anche di scambiarci, diciamo, i momenti quando sono delle feste particolari, di venire, diciamo, ecco, per esempio se c'è una festa Bahai io sono invitata e io vado molto volentieri alla festa Bahai, viceversa se io ho una festa qui che rappresenta appunto un momento religioso importante, invito anche gli altri. È stato molto bello che una volta erano presenti proprio qui tutti quanti le varie religioni. Per la notte della Pasqua il parroco qui dei Gesuiti, perché appartengo a questa parrocchia, mi vedrà arrivare lì, e sono stata invitata, andrò molto volentieri a partecipare come dialogo interreligioso alla festa della Pasqua. I Bahai appartengono a una religione che è una delle più giovani religioni indipendenti, che nasce alla fine, diciamo, verso la metà del XIX secolo. Il suo fondatore si chiamava Baha'u'llah, e viene considerato, noi crediamo, sia il promesso di tutte le ere. Come lei certamente saprà, come saprete, ogni religione aspetta il ritorno della propria manifestazione, e effettivamente Baha'u'llah viene considerato dai Bahai il ritorno di Cristo, il ritorno di Muhammad. Perché questo? Perché il Bahai crede nella progressività delle religioni. Che significa? Dio ha fatto con l'uomo, da quando è nato l'uomo, un patto, e a seconda dell'epoca in cui l'umanità nasce e cresce, manda al mondo degli specchi perfetti che riflettono gli attributi di Dio, e dà al mondo regole di vita. Quindi Baha'u'llah, che è venuto verso la metà del XIX secolo, ha portato le regole per il mondo di adesso. Non abbiamo clero all'interno della fede Baha'i, perché dato che Baha'u'llah stesso ha scritto di proprio pugno tantissimi libri, ogni individuo è evoluto a tal punto in questa epoca da poter leggere di persona e fare una libera e indipendente ricerca della verità. Libera e indipendente ricerca della verità, che cosa significa? Significa togliere i pregiudizi, perché noi sappiamo benissimo che ogni persona ha
dei pregiudizi che derivano dal luogo dove è stato cresciuto, dove è nato, dalla religione che gli è stata insegnata, e quindi per fare una ricerca, difatti anche noi in comune con il buddismo abbiamo ad esempio nei nostri templi, che sono uno per continente, proprio per il concetto di unità del genere umano, perché lo scopo principale della fede Bahá'í è l'unità del genere umano. Quindi in questi templi sono conservati i testi di tutte le religioni, in maniera tale che le persone possano veramente ricercare il divino e vedere qual è la strada giusta. Ed ecco perché è importante la conoscenza con le altre religioni, proprio per togliere determinati pregiudizi. Più si conosce l'altro, meno pregiudizi uno ha. Noi siamo sempre all'interno del centro buddista tibetano e voi avete uno speciale rapporto con i buddisti tibetani qua di Trieste. Quale e perché? Allora, al di là, la monaca Malvina Savio già vi ha spiegato che noi ci conosciamo da tempo, quindi al di là di un rapporto amichevole, quello che per noi è stato una cosa particolare con i buddisti è stato questo: noi a Trieste non abbiamo un centro Bahá'í, c'è a Udine un centro Bahá'í, ma a Trieste no, noi consideriamo comunque Trieste e Udine un'unica area, difatti diciamo la comunità Bahá'í del Friuli Venezia Giulia è Trieste, Udine e dintorni. Non avendo però a Trieste un centro Bahá'í e avendo diciamo necessità tante volte di riunirci in preghiera anche con la cittadinanza, con altre persone insomma esterne al gruppo nostro, la monaca Malvina ci ha offerto il tempio. Questo io credo che sia una cosa particolare, perché denota un'apertura mentale incredibile e un amore universale. Ecco, questo è importantissimo. Ecco perché dicevo prima che la cosa è particolare, no? Noi abbiamo partecipato come Bahá'í alla fiaccolata che è stata fatta tempo fa per i monaci buddisti, quando hanno avuto necessità di preghiera proprio, perché questo è il momento di unione. Noi a Trieste siamo un po' particolari in questo, perché devo dire che proprio forse dovuto a Maria Teresa, che ha aperto i porti nel 1719, quindi ha dato la possibilità di avere questa cittadinanza multietnica, siamo stati abituati ad avere una diversità all'interno della città, no? E quindi anche un'unità. Con la comunità cristiana io ho avuto esperienza proprio di unità nel gruppo interreligioso che sto frequentando. Siamo stati invitati per il 40° anno di sacerdozio di Don Ettore Malnati. Abbiamo fatto anche, adesso che mi ricordo, un incontro dove le donne delle comunità hanno parlato assieme, e proprio all'interno del centro Paolo VI che fa parte di Don Ettore Malnati, insomma. Ecco, e quindi è lui che ha organizzato questo forum delle donne ed è stato bellissimo, quindi questi rapporti ci sono. Poi se lei mi domanda la realtà dei fatti, quali sono veramente i rapporti tra le varie comunità, dobbiamo crescere, io credo. Ci stiamo conoscendo e quindi pian pianino verrà fuori, io sono sicura, qualche cosa di veramente buono. Un'ultima domanda: qual è il ruolo della città di Trieste in un panorama generale, quello del nord-est, proprio come veicolo di incontro per quanto riguarda religioni ed etnie diverse? Allora, proprio per quello che accennavo prima, diciamo per l'apertura che c'è stata storicamente, e poi per il fatto che è una città di confine. Quindi anche ad esempio nell'interno della fede Bahá'í Trieste è sempre considerata è stata considerata in passato e tuttora la porta per i paesi dell'est. Quindi è importante Trieste come città,
da questo punto di vista, no? E noi vediamo adesso che anche noi siamo stati ad esempio ultimamente nella scuola, in una scuola di istruzione secondaria, e dove c'erano circa 80 ragazzi nell'aula magna divisa in 2 turni eccetera eccetera, e dove appunto parlando con la preside lei diceva che ormai le nostre classi, le classi dei bambini, delle scuole eccetera, sono composte da tantissimi ragazzi di diversa nazionalità, di diversa provenienza culturale, religiosa eccetera, quindi è importante, e questo proprio per la tipologia, cioè la realtà di Trieste. Una città, Trieste e Udine in particolare anche, che hanno questa apertura verso la multietnicità.